No, I'm not a writer. Guarda Bettin là che le arriva col camper, va. Dove che te trova un muso, butta, fracca le macchine, dai che è una fraccata, ma perché non si può, ma sì, tutte queste cazzo di macchine che ingombra e porta spazio via per niente. Anche là, vai, fracca, spinzea, oh là, vedi tu, avevi il camper, così si fa, te fracca e via. Allora mister, ti anticipo subito, praticamente la mia GoPro, la batteria interna scarica, cosa succede? Mi perde la data e l'ora, ho fatto un casino bestiale con i video. Adesso andiamo in Slovenia, però è tutto senza senso cronologico, porta pazienza. Eccoci, allora, piccola sosta ai Ciclamini albergo, c'è un'area camper gratuita, cioè area camper, c'è un piccolo scarico e carico dell'acqua. E poi siamo in montagnetta e fa freddo. Dai Ciccio, ciapa a seconda, dai, vedi partire col camper è un po' un'impresa, ma adesso prende la seconda, dai. Non è facile partire in salita col camper, Allora, America, qua siamo ancora in Italia, nelle Prealpi Giulie, no? Stiamo andando in Slovenia più che altro per fare il pieno. A me dà già qualche botta di riserva e manca 22 km e sto andando su in terza. Speriamo di arrivarci, mal che vada son cazzi, ecco, sì, quello voglio dire. È un peccato, è un peccato per la cosa, no? Per la pioggia, perché c'erano dei posti veramente belli da fare le camminate in questa zona, veramente belli. Vabbè dai, poi non dormiamo lì in Slovenia perché dopo i zingani dicono ma vengono là a romperci i coglioni eccetera eccetera. Non ci siamo già noi che rompiamo i coglioni, cioè vengono anche gli altri a rompere i coglioni a noi, cioè non so, è tutta una rottura di coglioni unica se no. E quindi vabbè, andiamo a dormire al lago di Cavazzo. Ha un po' perso il suo fascino ora, ma non tanto perché ha smesso di piovere, no? Ma perché prima c'era proprio un nuvolone che minacciava tempesta, il vento molto forte e da soli così in montagna, cioè adesso stiamo ripianeggiando, stiamo tornando in pianura, però prima era veramente bella, che non è che potevo fermarmi e andare a prendere la GoPro dietro, no? La Pro, però vabbè, usa l'immaginazione, no? Perché questo è un canale un po' con l'immaginazione. Cioè, devi immaginarti che eravamo là sperduti nei monti, manco Annetta c'era, cioè proprio pure lei ha detto vado al bar e con sto vento qua che tirava gli alberi che si spostavano, è bello cazzo, bello, molto bello. Spezze di nebbiolina, guarda che roba, che in realtà altro non è che l'acqua del torrente che abbiamo, cioè il torrente, dovrebbe essere l'Isonzo in teoria, o perlomeno un rametto dell'Isonzo, vedi guarda che roba, Amazzonia, bellissimo, e soprattutto spostato dal vento, no? E crea questo effetto, no? Da sottocascata, molto bello, molto bello, molto wild. I Zingani ci siamo fermati un attimo prima, anche loro hanno detto wow, bellissimo. Cioè, tu adesso vabbè, ci sono tutti alberi, non puoi vedere, però veramente nei buchetti scorgi di quegli scorci di panorama fantastici, veramente fantastici. Ora ci sarà la gran possibilità di strusciare le fiancate del camper. Yahoo! Google, Bing, CP, no, ma noi ormai siamo abili, capisci? CP, ma sì, abili e arruolati, non so a cosa, però muovi in alto la mano, copa che il tavano. Tra 200 metri entrerai nella slavitudine. Ara qua Emi, ara la storia, ara l'ex dogana, vedi qua. E noi passiamo, show bello! Cos'è che hai? Cos'è che hai un navigatore, Emi? Cosa ha detto? Ma guarda che stradine! Guarda che guarda giù cosa non c'era! Che razza di ruscelli fantastici, acqua azzurra, wild estremo, ragazzo, sì, continuo per 7 km, ragazzo, sei in mezzo al verde più totale, guarda che roba, una sola strada che attraversa il verde, un buco nel verde, bellissimo, vero CP? Se ci sta la terza ancora meglio, noi andiamo via più tranquilli, ancora un po' di stradine ripide, 2 o 3 tornantini, dopo siamo arrivati. Il benzinaio è vicino a una cascata che io mi ero fissato come possibile, forse interessante, dicevo guarda che roba, io sto a destra, mandi indietro, magari si vede. Ecco, sei tornato avanti, perché prima hai dato indietro, adesso sei tornato avanti.
Ma no, porca di quella troia, avevo appena fatto prendere giri, cacchio, culo alla terza di Liemi. E adesso di quei sgommattamenti da paura. Vai, partenza! Ti sei perso la prima, ma d'altronde comunque siamo in seconda, ce l'ha fatta, perché il mio camper, scrivi giù, è troppo potente. Qui là, wow, zingari, non cagatevi addosso, c'è la strada che è tipo un po' caduta. Quei momenti in cui ti penti di avere il camper molto pesante e dici cazzo, vado giù anch'io. Ma guarda a sinistra cosa non c'era, cioè di quegli spazi infiniti, porca miseria. Vediamo se si rivede, vediamo se c'è un buco. Tanto la GoPro ha l'angolatura angolare, cioè insomma che vedi largo, in poche parole. Vediamo, dai, la terza no, Nino, mi tocca mettere in seconda. Quanto manca? 13 km. E grazie all'ottima sincronizzazione tra pilota e camper e una doppietta da manuale che ti sei perso, siamo riusciti a pinciarlo in terza, vero Emi? Adesso siamo su in terza, anche massa. Allora, cos'è? Un'altra ex dogana? Cosa fa quello? Fate le cose della droga? Ah, state facendo le cose della droga? So io, fa finta di andare a funghi, sono mica funghetti che ne fa altri, porca troia. No, questo no, questo era più azzurri e colline, a sinistra, no, gli alberi, praterie, dove corrono dolcissime le mie sgomaterie. Guarda che panorama, dai, guarda che roba, bellissimo. Cioè togli sti pali qua, la luce, però vedi, anche loro, nel loro, cosa hanno detto? Li facciamo di legno, così non contrastano con il paesaggio. Adesso tu mi dirai, no, io ho fatto per risparmiare. No, dai, non guardiamo sempre il lato cashico della situazione, guardiamo anche il lato estetico, cioè, vedi, un altro, ma che strade di merda avete qua, porca troia, e se casca anche il tocco di qua, porca troia, cazzo andiamo, e gli hai strade come i grissini, cazzo, proprio gli metto la Nutella sopra, ma non si può, dai. Ragazzo, guarda dove ti ho portato, guarda che roba, pazzesco, stupendo, guarda che panorami, guarda, wow, verde totale, bellissimo, praticamente siamo entrati da Tolmezzo, dalla parte nord, e tieni conto, stiamo costeggiando il Triglav, quindi andando verso sud il Triglav ce l'abbiamo alla nostra sinistra. Bello, molto bello, molto bello, ci piace. Questo punto preciso su Google Maps è segnato come viewpoint, cioè come punto d'osservazione, che in effetti è bellissimo. Il problema è che dove ti fermi, cioè dove butti il camper? Qui in parte? No, neanche. Peccato. Erano i cervi che correvano a sinistra, però sai, io essendo un po' un ragazzo di pianura, no? Cioè non è che vedo i cervi tutti i giorni, e quindi niente, mi sono incantato, cioè non sono proprio, ti perdo il gommone capo, non sono proprio riuscito a accendere la GoPro, cioè sono rimasto lì incantato da questa visione, anche perché erano sopra la collinetta con questo effetto del dopo pioggia, è stata una roba bellissima, indescrivibile. Allora, da noi si muore dal caldo, no? È il 2 giugno e qua c'erano due caminetti accesi, in effetti fa freschetto, Sì, svolto a sinistra, Cazzaga, no, verso Bovec, vedi? Destra Nova Gorica, sinistra Bovec. Ma quanto mi piace a me la Slovenia, porca troia, via. I zingari si erano preoccupati perché ho detto dove cavolo ci porti, ma no, siamo arrivati, praticamente adesso facciamo il gasolio e dopo andiamo in Italia, insomma, ecco, più che altro abbiamo fatto, visto che eravamo, non dico proprio al confine, ma molto vicini. Guarda che bello, guarda a destra, dai, voglio andare là, e vedi, avrei buttato il camper in parte e sarei andato dentro, no? Vabbè, dai. Ciao ragazzi slavi! C'è chi se lo fa in bici, bravi, coraggio ci vuole, porca miseria. Bellissimi
panorami, ma nel senso puliti, vedi, non ci sono edifici, locali, alberghi, non c'è un cazzo, vedi, sono solo tutti questi parcheggi dove la gente arriva con le sue barchette, le sue canoe, vedi, che stanno tutti sul tetto il piccio, cioè non tutti, ma 1,2,91, che peccato, è aumentato, era 1,2,71, vabbè, da noi è 1,5, porca troia, quindi capirai. E curati col sole, che pigonata! Questi col camper da skate dove si sono messi. Fatemi vedere che camper avete, aspetta che controllo. Semi integrale, fammi vedere, targato Germania, per forza avere roba da skate, ah là, perché secondo i miei calcoli la Fiat Punto sta all'italiano come il T4 accessoriato sta al tedesco, cioè roba 80.000 euro e furgonzino così. Che freschetto e che colori, soprattutto che freschetto, visto da noi si muore. E i zingari no, non vogliono dormire qua perché dicono dopo ci vengono a bussare. Vabbè, fai sul caffè, butta su a moto grande, dai Nemo, digami, vedremo anche a due crocchi dei tui da pucciare dentro il caffè. Guarda che roba, devo andare a morire in Italia col caldo, con l'AFA. Ah là, un tedesco col T4, là, l'ho detta prima. Perso il cartello, comunque passiamo, cioè diciamo che schiviamo il Triglavsky National Park, il parco, cioè la foresta del Triglav, il parco del Triglav, il Triglav, chiamalo come vuoi, insomma. La mia parte dove andavo in moto a dormire in tenda, nel wild proprio. C'è sta roba, guarda, un fortino tipo, dai che andiamo a vederlo, dai zingani, dai butteve qua, ne veda il fortino, dai, ne veda il fortino, ne veda il fortino, dai. Sì, prossima puntata andiamo dentro a fare il giretto nel fortino, dai.